Buona giornata, bentrovati, eccoci all'appuntamento con un'altra puntata dedicata al mondo dello sport, la nostra panoramica dedicata per l'appunto ai campioni e non dello sport. Iniziamo con www.venetoglobe.com, vi ricordo la nostra web tv dove potete trovare tutti i nostri servizi, reportage e interviste in modalità on demand. Vi ricordo anche che sul digitale terrestre invece ci trovate ogni sera 19:40 circa sul canale 95 di Caffè TV 24, l'emittente del Nord Italia che trasmette appunto sul canale 95 per Veneto e Friuli Venezia Giulia. Andiamo ad iniziare ed iniziamo ancora una volta. In queste settimane è ricorrente l'apertura dedicata al basket, in questo caso a Venezia, perché in A1 vince gara 4 la Reyer Venezia che va sul più 26 durante la partita, ma poi subisce una rimonta terrificante di Cremona che sfiora l'aggancio e la chiusura dei conti, perché avesse vinto Cremona avrebbe chiuso la conta. Venezia reagisce durante la partita e vince 78-78 a 75-75, 3 punticini che sono stati importanti per pareggiare i conti e per regalarsi la bella di domani sera al Palaradi di Cremona. Dal basket A1 al basket di A2 con la TVB De Longhi Treviso che ha chiuso i giochi con Treviglio, attende la prossima settimana, martedì, per iniziare una sequenza importante di gare fondamentali per la sua stagione e per la storia anche del club che vuole a tutti i costi, anche se nessuno lo dice ancora giustamente, la scaramanzia è d'obbligo, vuole una Serie A1 che lo ha dichiarato anche il presidente Petrucci della FIP, dice è una piazza importante Treviso e quindi chiaramente faremo di tutto insomma perché al più presto possa risalire in A1. Questo uomo è un uomo decisivo per quanto riguarda la formazione trevigiana, Logan, l'americano, che da quando è arrivato ha dato una decisa svolta al gioco anche degli uomini di Max Menetti. Lui è stato recuperato dopo un paio di settimane in cui aveva accusato un fastidio muscolare, dovrebbe essere ritornato al 100% della sua forma e quindi può dare il suo apporto, lo farà fin già dal martedì 11 giugno alla Palaverde con gara 1 e tutto esaurito, sold out. Cominciamo il giro delle nazionali perché la nazionale femminile di basket si è allenata e si allena per le ultime giornate alla Ghirada di Treviso in preparazione dei prossimi europei. 17 le azzurre, c'è anche la trevigiana Sottana e Sottana proprio con la fascia di capitano a Ponzano ha portato alla vittoria la sua compagine, la nazionale italiana, contro l'Ucraina. Per gli europei vi ricordo che si giocherà dal 27 giugno al 7 luglio, il 27 giugno esordio per l'Italia con la Turchia, il giorno dopo con l'Ungheria, il 30 giugno invece la Slovenia, in un girone tutt'altro che facile e semplice. Da una nazionale all'altra è quella di volley femminile che è ad Hong Kong, guidata da Mazzanti e con un gruppo di pantere dell'Imoco impegnate nella corsa alla finale cinese della VNL. Vittoria anche ieri con il Giappone per 3-0. Ottima la prestazione delle azzurre. Sentiamo l'intervista, stavo per dire, con la pantera Anna Danesi. Devo dire, purtroppo, diciamo così, ha lasciato molti vuoti nella sua casella, purtroppo dicevamo con l'ex Pantera, ora accasata alla Saugella di Monza. Anna Danesi. Sì, sappiamo che loro difendono tanto e niente, oggi siamo state brave, a parte il terzo set che forse potevamo partire meglio e quindi finirlo prima, però comunque abbiamo giocato un'ottima partita, il nostro gioco pian piano sempre si scioglie un po' e noi ci amalgamiamo sempre di più. I primi 2 set spettacolari, non gli avete lasciato scampo, diciamo, sempre in balia del gioco azzurro. Sì, abbiamo lavorato bene muro difesa, quindi loro non hanno avuto magari troppe soluzioni anche in attacco e anche in battuta comunque abbiamo fatto un ottimo lavoro, quindi vediamo domani contro la Cina che sarà un'altra bella partita. Nell'ultimo set un pochettino di preoccupazioni, ma poi l'Italia è riuscito a bloccare il pericolo, il Giappone non muore mai.
Sì, loro non muoiono mai davvero, perché veramente appena iniziano a difendere un attimino di più, poi loro diciamo si gasano perché è il loro punto di forza, quindi poi col fatto che noi siamo partite un po' scariche le ha diciamo avvantaggiate a provare a ritornare e alla fine diciamo, abbiamo avuto la meglio. Quanta voglia avevi di fare l'ultimo punto? Ti hanno fatto qualche difesa incredibile, però hai avuto la meglio. Sì, loro difendendo tanto poi dopo un po' ti fanno perdere la pazienza, quindi il punto lo vuoi chiudere, poi l'ultimo è sempre l'ultimo. Domani Italia-Cina, una sfida che evoca grandi ricordi. Sì, ci evoca diciamo un po' la semifinale del mondiale, anche se ovviamente è tutta una competizione diversa. Sarà bello giocare di nuovo contro l'Azzurro dopo un anno quasi. Eh beh sì, dopo un anno quasi con la ZU che l'ha affrontata appunto nel mondiale, ma Anna Danesi l'ha affrontata anche a Bucarest, la ZU nella finale appunto, o meglio nella semifinale di Coppa Europa, di Champions League. Per quanto riguarda le altre pantere, beh molto bene Indre Sorokaite. Da una nazionale all'altra, dicevamo, adesso siamo con i maschietti dell'Under 20 di calcio che affronterà il Mali, eccoli qui, che ha sconfitto ieri ai calci di rigore l'Argentina e ora aspettano gli azzurri ai quarti di finale. La finale sempre in Polonia a Lodz il 15 giugno. Il Portogallo, a proposito di calcio internazionale, un Portogallo scatenato e trascinato dal suo giocatore più rappresentativo e nemmeno occorre dirlo, insomma, no? CR7, Ronaldo, che ha segnato 3 gol e che ha dato una splendida vittoria al Portogallo contro la Svizzera nella semifinale di Nation League. Portogallo quindi in finale che giocherà contro la vincente tra Olanda ed Inghilterra, domenica le 2 finali. Si vive sul mercato del calcio di Serie A, il Milan si appresta a chiudere con, eccolo qui, un ritorno anche per lui, Boban, che farebbe coppia nuovamente, questa volta non sul campo ma sulle scrivanie, diciamo così, o negli uffici di Milanello con Maldini. Si occuperà Boban di politica e parte sportiva, c'è un piccolo problemino, manca soltanto il via libera che deve darlo la FIFA. L'Inter prova invece l'aggancio ad Eriksen, il giocatore costerebbe 70 milioni di euro, ma attenzione perché l'Inter non è da sola, c'è l'interessamento del Real Madrid. Il Napoli vuole interrompere a tutti i costi l'egemonia della Juventus e si è gettata sul mercato e ha chiesto, sia Carletto Ancelotti ma anche tutto l'ambiente lo chiede, una campagna di rafforzamento della squadra. La Roma attende Fonseca che è pronto a liberarsi dello Shakhtar, lo ha dichiarato lui stesso. Ieri intanto si era parlato anche dello stop di Gigi Buffon, il portierone italiano che è andato al PSG quest'anno al Paris Saint-Germain in Francia. Beh, per lui si esclude la pista di un ritorno in Italia, però ha detto stop al PSG, non ha rinnovato il suo contratto. E adesso dalla Serie A alla Serie B con ieri sera lo spareggio che era stato definito dell'assurdo, quello tra Salernitana e Venezia. In ballo c'era la salvezza, c'è la salvezza dopo 1000 colpi di scena, è inutile che vi sto a ripetere come queste due squadre siano arrivate a giocarsi la salvezza con questa finale, insomma c'è questa questione del Palermo, no? Di cui sappiamo quasi tutto. 2-1 è finita per la Salernitana la gara, con Zigoni però, Gianmarco Zigoni, che è entrato nel secondo tempo al 9 del secondo tempo facendo anche una buona prestazione la sua sia in attacco sia con alcuni pregevoli colpi di testa che è un po' il suo punto forte, ma anche con tanto lavoro sporco a tenere palla, a guadagnare punizioni. Bene, la formazione di Cosmi con Zigoni in prima riga ha ancora aperte le porte, si tiene in vita e domenica tenterà il tutto per tutto a Venezia alle ore 18.
finali di playoff invece in Serie C. Quello che vedete in prima linea qui è Marconi, che è un giocatore ex scuola Atalanta, che ha risolto, o meglio insomma ha combinato che Pisa Triestina finisse 2-2, era 2-1 per la Triestina il gol di Marconi che dà il 2-2 al Pisa, e la Triestina però a questo punto parte leggermente favorita. L'8 giugno Piacenza-Trapani, con il Trapani in fallimento, Triestina-Pisa il 9 giugno e poi finale Trapani-Piacenza il 15 giugno, se occorrerà e se determinerà questa partita il risultato finale. Calciomercato anche per le nostre squadre, anche se c'è veramente poco, noi lo aggiorniamo velocemente ogni giorno, però quando non c'è nulla di movimenti e di mercato interessante passiamo oltre, ricordandovi che naturalmente tutte le nostre squadre, ecco c'è il Treviso che viene confermato oggi anche dalla stampa, ha trovato, sembra, insomma usiamo il condizionale ancora, ma ci ha messo la faccia il sindaco Conte, ha finalmente fatto questo consorzio di ditte che potrebbero essere pronte definitivamente a dare il via al nuovo Calcio Treviso, che giocherà e vuole giocare al Tenni. Chi invece non ha assolutamente nessun problema, perché la stagione è già iniziata, la stagione agonistica 2018-2019 o 2019-2020 forse, sono quelli del rugby. Il Benetton non scherza, già al lavoro da lunedì nei campi e nelle attrezzature, sulle attrezzature della Ghirada. Noi abbiamo sentito Pettinelli, abbiamo sentito Lamaro, e allora lo riascoltiamo Lamaro, perché oggi lo trovate anche sulla stampa locale. Ci sono delle dichiarazioni importanti per lui, reduce da un infortunio, vuole ritornare più forte che prima. Sentiamolo. Inizia la nuova stagione qui alla Ghirada, si inizia a sudare, si inizia a faticare, ma per Lamaro mi pare che non è mai finito di lavorare dopo l'infortunio. Sì, purtroppo e per fortuna abbiamo continuato a lavorare fino ad oggi, non ci siamo mai fermati, almeno io non mi sono mai fermato, però devo dire che sta andando tutto bene, quindi il lavoro svolto è stato svolto nel migliore dei modi grazie ai fisio e a insomma, tutte le persone che mi hanno seguito. Ecco, quindi in bocca al lupo per la nuova stagione chiaramente, e che stagione è stata invece per te? Perché ad un certo punto questo infortunio ti ha fermato proprio nel momento migliore. Beh sì, è stata incredibile, diciamo, all'inizio c'è stato il Petrarca, poi la Benetton che mi ha dato l'opportunità di potermi giocare il posto in squadra, e poi invece è venuto l'infortunio che purtroppo diciamo, non lo so, mi ha fatto un po' perdere le speranze per il momento. E poi quando ho saputo che mi sarei dovuto operare, insomma, ce ne siamo fatti una ragione, abbiamo metabolizzato e abbiamo subito ricominciato a lavorare per tornare, come si dice, più forti di prima. Chiaramente, insomma, perché il campionato che ti aspetta sarà un altro bel campionato sicuramente. Sì, assolutamente, il rientro sarà magari a metà del campionato, però sarà sicuramente una bella sfida poter rientrare e riniziare a dare il 100% fin da subito. La classica domanda, ma cosa si prova a star fuori, vedere i tuoi compagni che giocano e a prendersi quelle grandi soddisfazioni che si sono presi? È difficile, veramente difficile da spiegare, perché è un misto di tutte le sensazioni, perché da una parte provi la gioia nel vederli giocare, però dici cavolo vorrei esserci anch'io, quindi sì, c'è tanta amarezza, ma ripeto, ormai questa fase qua del rimpianto l'abbiamo superata e adesso per fortuna sono anche finite le partite, quindi un po' dici vabbè dai, ci rincorriamo, no, però è comunque bello vederli giocare e vedere l'entusiasmo con cui giocano. Quindi ferie quando le prendiamo, visto che ci siamo adesso ti fermi prima delle amichevoli che arriveranno? Beh sì, diciamo che non abbiamo voluto prenderci le ferie in questo periodo qua, perché è un po' il periodo più importante per quanto riguarda il ginocchio, e verso luglio penso di prendermi una settimana, ad agosto un'altra, insomma il tempo per recuperare insomma, ci sta, quindi no, siamo ben organizzati su questo punto di vista. Bene, complimenti a Michele Lamaro e in bocca al lupo per il suo futuro e prontissima guarigione. Abbiamo concluso, noi ci risentiamo domani, solita ora, soliti canali, e ricordo naturalmente la nostra web tv www.venetoglobe.com, trovate tutto in modalità on demand.